Gli affreschi del Tiepolo, natura, ville venete, siamo stati nell'area di Valle Agreste, 11 comuni nel Padovano. Un'altra cartolina è un suggerimento per una gita fuori porta. Un giovane Tiepolo, un discepolo del Bellini, Goldoni, l'aristocrazia veneziana in villeggiatura, il Palladio, in tanti sono passati per la Valle Agredo, Alta Padovana, crocevia tra le province, nel cuore del Veneto centrale. E fra le attività proposte oggi ai viaggiatori c'è proprio l'andar per ville. Le più note sono Villa Cornaro di Piombino Dese, del Palladio, Villa Baglioni di Massanzago affrescata dal Tiepolo o Camarcello di Levada di Piombino Dese affrescata dal Crosato. Ma in realtà si possono ancora riconoscere nel tessuto urbano degli 11 comuni appartenenti alla Valle Agredo residenze veneziane che furono contemporaneamente centri economici e occasioni di svago. E la vita della gente era attorno alla villa, diversi facevano i servitori proprio, coltivavano i campi della zona per portare ai signori i raccolti. Un'altra bellezza storica e architettonica è Villa Rana, oggi sede del municipio di Loreggio. E proseguendo il cammino arriviamo a Villa Wollenborg, sempre a Loreggia. Qui visse il leone Wollenborg, nato a Padova nel 1859, un personaggio di spessore, un politico, considerato un piccolo genio, laureatosi in legge a 19 anni, che nel 1883 fondò le casse rurali cooperative di credito per piccoli agricoltori. E qui, quindi, siamo a Villa Baglioni, a Massanzago. Sono diventati nobili, hanno acquisito il titolo di nobili proprio da Venezia perché hanno acquistato questa villa, che era una villa di campagna. E in realtà loro provenivano da Bergamo, erano degli stampatori e avevano un'attività fiorente. Si sono trasferiti a Venezia, hanno una villa proprio a Venezia, però per avere riconosciuto il titolo di nobili dovevano acquistare una villa anche in campagna. E dopo hanno commissionato questo affresco importante nel salone più importante della villa, nel salone nobile. L'hanno commissionato al Tiepolo, al giovane Tiepolo, che nel 1720, quindi 300 anni fa, ha affrescato questo salone, il primo ciclo completo di affreschi fatto da Giambattista Tiepolo. Un giovanissimo Tiepolo dipinge le Metamorfosi di Ovidio. Gli episodi che vengono raccontati e affrescati nel salone sono Fetonte che chiede il carro del sole ad Apollo nella parete est, il trionfo dell'aurora nel soffitto, la caduta di Fetonte nell'Eridano e le Eliadi che si trasformano in pioppi, entrambi nella parete ovest. La morale di questo affresco è che non bisogna insuperbire. In pratica il Tiepolo dice ai Baglioni: voi siete dei ricchi signori, state attenti però che tutto ha un termine, non bisogna proprio insuperbire, ma bisogna mantenere invece modestia e stare attenti. Difatti vicino alla terra, là in fondo, è rappresentata la tartaruga che dice in pratica festina lente, cioè andate pure avanti con decisione ma lentamente. Un affresco che compare proprio nella copertina del dépliant Ville di Valle Agredo. Realizzeremo un testo, un libro, che è il primo, che riguarda appunto un testo completo su questo affresco, sull'opera del Tiepolo a Massanzago. E parallelamente ci sarà anche una versione a fumetti. Nella nostra escursione facciamo una veloce tappa al Mulino Baglioni, a Borgoricco. Del resto il Muson era via di comunicazione, via commerciale, attorno a lui una fiorente attività di opifici. Arriviamo così a Villa Ruzzini, a Villanova, sede anch'essa del municipio. I Ruzzini sono stati un casato nobile della Serenissima di Venezia, della Repubblica Serenissima. Utilizzavano questa dimora proprio qui a Villanova di Campo San Piero come residenza feriale per passare proprio i mesi estivi e quindi dalle isole venire proprio qui nella terraferma. È di ispirazione palladiana, ma la sua antica struttura è rettangolare,
ha origine verso la fine del 1500 più o meno, e questi meravigliosi affreschi risalgono al 1600. È raffigurata una rivincita morale di un antenato dei Ruzzini ed è Marco, capitano da Mar. Parliamo della carica militare più nobile, più ambita dell'epoca, più importante. Lo vediamo proprio qui raffigurato in partiture affrescate, nelle quali emerge una battaglia cruentissima contro i genovesi, nella quale a nulla valsero, diciamo, gli ordini di Marco verso le sue truppe di procedere alla distruzione totale della flotta genovese, quando invece i soldati erano più occupati a saccheggiare le navi conquistate. Tuttavia, attraverso, diciamo, tutte queste sequenze si giunge con l'ultima a San Marco, proprio di fronte al Doge, nella quale si fa vedere che in realtà però Marco ha consegnato tutti i tesori al Doge e quindi allo Stato, alla Serenissima. Un'altra sosta merita la già citata Villa Cornaro o Corner a Piombino Dese, inserita nel 1996 nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Insieme alla pressoché contemporanea Villa Pisani a Montagnana, anche la Cornaro ha una struttura e un decoro molto simili a un palazzo ed è più residenza di campagna che villa, isolata rispetto alla tenuta agricola e alle dipendenze. Del resto i camini presenti in tutte le stanze ne provano un uso non solo estivo.